dalla Belmonte Arena, Stefano Testoni e Udino Baggio per raccontarvi l'ultimo quarto di finale, quella che è come una finale anticipata. Montello Futsal, primo in classifica nel girone B contro la Mestre Fenice dei giovani di mister Landi. Ovviamente arriva il fischio di direttore di gara, il signor Bossolon di Verona. Possiamo godere in questa partita. Intanto subito vicino al vantaggio con Andrigno, che tra l'altro tra le varie categorie, anche se ha qui l'ottima giocata di Andrigno, palla per Bertoni, l'ha giocata, poi il pallone che viene fermato lì, prova ad uscire la Mestre Fenice, recupera palla comunque il Montello con Leandrino che impegna ancora una volta, Controlla la palla con la suola, se la sposta sul sinistro, va subito alla conclusione. qui ancora Zanotto che ha nel posto il numero 5 Palma. Attenzione Leandrino che si gira, il pallone resta lì, la giovane formazione mestrina. Mestre Fenice che in questi primi 7, anzi 8 minuti scoccati ora, Intanto Franceschini dopo questi ragazzi che stiano dando il massimo, e vediamo adesso. c'è Bergamo che va tiene possesso palla la formazione di Ghirardo, qui recupera palla Guariento, una possibile 3 contro 2 Guariento carica il sinistro, di Fino a mantenere vivo il possesso dei suoi. Siamo sulla corsia laterale lontana con molto in mezzo un pallone. Ha provato ancora il triangolo, non è riuscito. Ancora il tiro, il pallone che resta in girata e poi lunga, ma un paio di pericoli importanti qui. Intanto ha recuperato un pallone che ha evitato il contropiede di Leandrigno. Mestre Fenice va via il numero 10, poi la palla. Mamma mia, il tiro, Rello, cosa? Questo è il gol del vantaggio della Mestre Fenice con l'inserimento del numero 10, mi pare sì, il numero 10 Matteo Riggi, che porta in vantaggio i suoi. Stavo cercando le farfalle che vogliono nella arena, ci siamo distratti un attimo, colpa di Alfredo. Attenzione, vediamo il replay e qui si è distratto Montello, il fantasista, il folletto numero 10 Leandrigno che va a calciare Zanotto Per portare più concentrazione in campo. Attenzione, riparte veloce però ancora Origi che mette un pallone sul palo. Mestre Fenice, la formazione del Montello, in questo caso vediamo la ripartenza Veloce, un contropiede, attenzione al tiro e la parata di Crescenzo cerca di aprire quella diagonale ma viene ancora fermato il laterale, c'è battuto palla per Bertoni che fa partire un destro dalla distanza, fuori specchio però. Allora Zanotto, rilancio lungo per Origi che la tocca, Casagrande, Bertoni si centra, scarico di pallone che resta lì e poi Zanotto, corner per la formazione del Montello che va a battere con Panziera, palla in mezzo per Casagrande, Garo, Pietro Virago va profondo su Bertoni che si gira, mette in mezzo un pallone, ancora Zanotto, lo arpiona, fa ripartire i suoi, ma è bravo il Montello a difendersi molto bene. Vince un contrasto Franceschini che va sul fondo della giocata di Franceschini, il tiro e la parata di De Crescenzo, Callegaro che può distendersi dalla parte opposta, salve Casagrande che viene fermato senza fallo, e allora c'è Mui che può avanzare, Mui il tiro e la parata ancora di De Crescenzo. Il sinistro a giocare in mezzo, palla per Faccin, va sul fondo Mion, scarica e poi Zanotto, attenzione a un 2 contro portiere, attenzione alla Fenice, il gol clamorosamente sbagliato. DC1 davvero di grande spessore. Era uscito. Attenzione però un altro contropiede con Guariento corretto visto, ma dall'altra parte il tiro e ancora De Crescenzo, il suo portiere che cambia lato verso Panziera. Bertoni ancora, 6 minuti da giocare, sono un'eternità, qui intanto il pallone che resta lì, viene tolto dalle mani, viene fermato, palla per Bertoni, ancora il tiro. Partita che resta bloccata sullo stesso risultato dall'inizio. Andiamo qui! Golasso di Geremia Bui che va a togliere le ragnatele dall'incrocio dei pali, un gol fantascientifico, che emozione, ci ha praticamente svegliato da un momento di torpore perché non arrivava questo gol, un gol fantastico.
ha meritato quanto visto fin qui. E ha anche trovato la scommessa vincente di Udino Baggio, perché aveva detto mamma cosa ha sbagliato, se sbagli questo vuol dire che la Mestre finisce in semifinale. Moltissime volte ad impensierire il portiere avversario. Il triplice fischio che manda la Mestre Fenice alla semifinale derby con gli Yes-Work Valli. C'è sconforto tra i volti del Montello, ma vanno gli applausi meritati alla giovane squadra di mister Landi.